24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. La 45esima Fiera del Riso di Isola della Scala ha battuto ogni record. Durante la manifestazione, cominciata il 14 settembre e conclusasi ieri, sono stati serviti 412.000 risotti, il 3% in più rispetto all'edizione 2010. L'evento enogastronomico si è confermato così il più visitato a livello nazionale. Un record altrettanto rilevante di questa 45esima edizione è stato quello della solidarietà, ottenuto grazie alle numerose iniziative per il sociale e all'occasione di lavoro che la manifestazione ha rappresentato per studenti, disoccupati e categorie svantaggiate. L'ente Fiera di Isola della Scala ha deciso infatti di attribuire un maggior punteggio alle domande di lavoro avanzate da studenti e disoccupati isolani. Delle 270 persone impegnate in fiera, ben 162 sono stati gli studenti e 61 i disoccupati. Con una delibera del 21 giugno scorso, la Giunta regionale ha approvato il nuovo regolamento per i finanziamenti agevolati nel settore del turismo, che prevede la possibilità di ottenere fondi pari al 100% della spesa da sostenere, da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 4 milioni di euro, di cui il 40% a tasso zero. Elemento di novità rispetto al passato, la possibilità di accedere ai finanziamenti anche da parte di ristoranti, trattorie e pizzerie. Per spiegare come gli imprenditori possono fare domanda per ottenere e beneficiare nei tempi richiesti di queste risorse, Confcommercio Verona e Confidi Veneto hanno organizzato un convegno che si è svolto oggi nella sede dell'associazione. Tutti i settori delle aziende sono particolarmente in crisi. Quello che vorrei mettere invece in evidenza è che molte volte invece i settori del turismo, della ricettività erano esclusi dai finanziamenti delle piccole e medie imprese. Oggi, grazie, torno a ripeterlo, la pressione fatta da Confcommercio a livello regionale, con Veneto Sviluppo è iniziata una nuova era. Secondo fonti vicine ad ENAC, il Consiglio di Stato ha annullato la sospensione dei lavori in corso all'aeroporto Canova di Treviso, decretata nello scorso mese di agosto dopo l'accoglimento dei ricorsi effettuati dai comitati cittadini. Secondo le notizie in possesso di Save, la società che ha in gestione lo scalo aeroportuale, il Canova dovrebbe riprendere la normale attività entro il 5 dicembre prossimo. Il Tribunale di Venezia aveva accolto nei mesi scorsi i ricorsi effettuati dai comitati cittadini, i quali accusavano la mancanza di un piano di impatto ambientale nei lavori di rifacimento della pista d'atterraggio. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato ieri i lavoratori della raffineria Eni di Marghera con l'obiettivo di tentare una mediazione tra le parti e lanciare un messaggio chiaro all'amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni. Faccio appello al cuore e all'identità veneta dei manager ai vertici dell'Eni Scaroni e Bellotti, che anche umanamente non possono trattare il Veneto peggio della Sicilia, ha affermato Zaia. Dobbiamo camminare insieme organizzando un gruppo di lavoro ben specifico. Noi ci mettiamo a disposizione di Eni, in quanto un loro fallimento sarebbe anche nostro. Eni è un'azienda di Stato e il ministero competente non può chiamarsi fuori dalla partita. Un campione di 1378 ragazzi di Padova tra gli 11 e i 19 anni sono stati scelti per fare un'indagine da parte di Martini Associati sul consumo di alcol tra i giovani. Delle 690 femmine e 689 maschi è emerso che il 65% sono dediti al consumo di alcol ed il 69% di loro lo ha comunque provato. La maggior parte dei ragazzi cominciano ad assaggiarlo attorno ai 12-14 anni, un quarto di loro invece addirittura prima dei 12 anni. Il 23% dei ragazzi intervistati hanno dichiarato di essersi già ubriacati e l'età media della prima sbronza è risultata essere attorno ai 14 anni. Ma quali sono i luoghi prediletti per il consumo di alcol? Ed ecco la sorpresa: vino e birra a volontà proprio in famiglia. I dati anche a livello nazionale, i dati che abbiamo raccolto anche qui localmente ci mostrano come l'iniziazione, diciamo così, al bere giovanile inizia prima di tutto in famiglia, quindi i ragazzi
hanno un imprinting iniziale da parte delle famiglie, quindi vedono all'interno della propria famiglia un consumo quotidiano e alcune volte anche, voglio dire, pesante di alcol e soprattutto vino. La famiglia è il primo luogo dove si assaggia, poi i consumi sono più che altro diffusi nel pub, in compagnia, quindi a casa di amici, soprattutto superalcolici e birra, mentre il vino pare poco considerato dai ragazzi. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.